Donne in giardino di Claude Monet. Ritratti di donne in bianco nel verde. Un gruppo di ragazze passeggia nel mezzo del verde di un giardino. Donne in giardino di Claude Monet rappresenta uno dei primi esempi di pittura en plein air che porterà alla rivoluzione impressionista. Claude Monet, Donne in giardino, 1866, olio su tela, centimetri 255 x 205, Parigi, Musée d'Orsay. Il dipinto Donne in giardino raffigura un momento vissuto all'aria aperta, nel cortile di casa. Il dipinto, di notevoli dimensioni, raffigura una scena con 4 personaggi, ambientata fra la vegetazione di un giardino. Le 4 giovani donne sostano lungo una stradina sterrata, nei pressi di un esile alberello. Una di loro è seduta in primo piano e riordina, con un'espressione felice, i fiori che ha appena colto. La giovane si ripara dal sole con un ombrellino da passeggio. Altre 2 poi conversano sulla sinistra, mentre una di loro riordina il mazzo di fiori che ha tra le mani. Sembrano colte in un momento di pausa, nel mentre cercano di assaporare il momento. La quarta fanciulla, verso sinistra, si appresta a cogliere dei fiori bianchi su di un cespuglio poco più avanti. Le ragazze sono completamente immerse nel verde del prato e del fogliame, che copre quasi interamente la vista del cielo. I loro abiti, ampi e vaporosi, le trasformano in esseri leggeri, quali farfalle che volano tra i fiori. Il dipinto Donne in giardino è considerato un'opera molto importante perché rappresenta una delle prime sperimentazioni di Claude Monet di pittura en plein air. Iniziato a Ville-d'Avray e terminato a Honfleur, questo dipinto non è ancora completamente impressionista, ma mostra alcune caratteristiche di novità. L'uso della pennellata è libero, è assente il modellato tramite chiaroscuro e infine lo spazio non viene costruito tramite la prospettiva lineare. Le figure sono di grande formato particolare, che ricorda la pittura celebrativa accademica. Lo stile però, soprattutto nella stesura delle pennellate e nell'uso di campiture quasi bidimensionali, fu di gran rottura. Fu infatti rifiutato al Salon del Louvre del 1867 per via della trama pittorica giudicata offensiva. Fu però accolto con successo presso il Salon des Refusés perché giudicato innovativo e di rottura con lo stile accademico ufficiale. Il colore e la luce, il sole filtra tra i rami degli alberi. Nel dipinto Donne in giardino, Claude Monet iniziò a studiare i riflessi della luce solare che filtra in basso tra i rami degli alberi. La luce atmosferica viene riprodotta mediante la contrapposizione di colori puri e contrasti complementari. Nel dipinto, Claude Monet riproduce l'impressione dell'aria che si muove nel passaggio, nel paesaggio e intorno alle ragazze ritratte. Le stoffe bianche degli abiti riflettono la luce abbagliante del sole. Le ombre iniziano ad essere debolmente colorate con colori complementari alle luci. La tecnica che utilizzò Claude Monet per costruire lo spazio nel quale si muovono le ragazze è essenzialmente la sovrapposizione delle figure. L'abito della fanciulla a terra indica una dimensione dello spazio occupato. Le figure, in secondo piano invece, risultano quasi sagome luminose contro il fondale verde del giardino. Sono gli effetti ed i contrasti tra luce ed ombra a suggerire una spazialità supportata anche dalla prospettiva di grandezza del fogliame reso con singole pennellate o piccole campiture uniformi. Il taglio dell'inquadratura è di tipo fotografico. La stradina si interrompe sul bordo inferiore creando un ampio spazio d'ombra.
Sulla sinistra poi la figura della fanciulla subisce un taglio netto nell'abito, nella parte posteriore. Questa scelta, per nulla accademica, fu probabilmente motivata da una intenzione precisa di Monet. L'artista infatti era intenzionato a restituire una impressione di immediatezza, futura cifra della tecnica impressionista. Il dipinto, considerato manifesto dell'impressionismo, è proprio di Claude Monet e si intitola Impressione Sole nascente. Claude Monet, intorno al 1862 a Parigi, si unì ad un gruppo di artisti con i quali si recò a dipingere sulle rive della Senna e dell'Oisè: Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir e Camille Pissarro. Gli artisti vennero ispirati dalle idee progressiste e dai dipinti scandalosi di Edouard Manet. Fonte: Ado, analisi di opera.it. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito www.ilcappellodiirma.it.